Saluti da Graziano Campi, amici e amiche che ci state ascoltando su Radio Padania Libera. Saluti da Graziano Campi, dalla redazione di calcioparlando.com, diretta come sempre dal nostro Daniele Madasi, che sarà con noi in collegamento più tardi. Andiamo subito a commentare e a fare un riepilogo di quella che è la giornata calcistica di oggi, che parte con una serie con un paio di posticipi dal doppio interesse. Per quanto riguarda la Juventus, che affronterà il Cagliari alle ore 18, si tratta sostanzialmente di una partita che sarà una passerella per i giocatori bianconeri, reduci dalla vittoria dello scudetto che è stata raggiunta domenica scorsa in virtù dei risultati della settimana sportiva, e partita che sarà solamente quindi una passerella e propedeutica a quello che sarà il grande scontro con il Real Madrid al Santiago Bernabéu, che si terrà mercoledì prossimo. Per quanto riguarda i bianconeri, formazione che dovrebbe vedere molti giocatori che non vengono spesso impiegati titolari, quindi la Juventus dovrebbe giocare, secondo Gazzetta dello Sport, con Storari, Padoin, Barzagli, Ogbonna e De Ceglie in difesa, Pereira, Marchisio, Pogba, sul quale c'è ancora un dubbio circa la sua condizione. Non si sa se provarlo per la partita con il Real Madrid o se aspettare e impiegarlo per la prima volta dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori dai campi di gioco per un paio di mesi. Oltre a Pogba ci saranno Pepe, Matri e Coman a formare il tridente offensivo. Per quanto riguarda il Cagliari, invece, allenato da Festa, Cagliari che ancora si sta cercando di aggrappare alla corsa per la salvezza. Sono previsti formazione ovviamente super titolare, con Berkcic in porta, Balzano, Cepitelli, Rossettini, Avelari in difesa, Donsà, Krisetig ed Ekdal a centrocampo, Joao Pedro, Chop e Farias in attacco, per una formazione che sostanzialmente ha solamente De Sena e Mpoku squalificati e nessun indisponibile. Successivamente in serata invece ci sarà una partita che si può definire ancora importante, quella tra Milan e Roma, non solo per il prestigio delle due squadre impegnate in campo, ma anche perché la Roma insegue, dopo il sorpasso effettuato ai danni della Lazio, il secondo posto in Champions League, anche alla luce delle nuove notizie di cui parleremo più avanti, relative al fair play finanziario e alla stangata che ha colpito più sia la Roma ma soprattutto l'Inter. Per quanto riguarda il Milan, stasera dovrebbe giocare, stasera partita prevista a San Siro alle 20:45, dovrebbe giocare con Diego Lopez in porta, Abate, Mexes, Alex e Antonelli in difesa, Poli, De Jong e Van Ginkel in linea mediana, Ondà a destra e Bonaventura in attacco. Quindi formazione come sempre priva dello squalificato De Sciglio, che si è preso una giornata dopo l'espulsione di domenica scorsa nella partita contro il Napoli, ma soprattutto di Menez, che dovrà ancora scontare 3 giornate di squalifica. Per quanto riguarda invece la Roma, formazione che prevede De Santis in porta, Florenzi terzino destro, Manolas, Storis e Storis in linea centrale di difesa, Torosidis a sinistra, quindi tridente a centrocampo con Pjanic, De Rossi e Nainggolan, e lo stesso in attacco dove Ibarbo, Doumbia e Gervinho dovrebbero formare la linea offensiva, per un Garcia che conferma ancora una volta Totti in panchina, in quella che sta diventando comunque una polemica che sta interessando un po' la città di Roma. Si sta cercando di capire se Totti è arrivato a fine corsa, se è giusto escluderlo. I risultati sono dalla parte di Garcia, perché ultimamente la Roma sembra aver ritrovato un po' di continuità. Vedremo come andrà a finire questa situazione. Nella Roma non ci sono squalificati, indisponibile c'è Strootman, che praticamente da 1 anno e mezzo che è infortunato, ha avuto purtroppo diversi problemi. Maicon, anche lui fermo praticamente quasi tutta la stagione quest'anno, e Castan anche lui sulla fase del rientro dopo un'operazione piuttosto seria, ma che non dovrebbe tornare a giocare questa stagione. 2 partite diciamo interessanti, ma con spunti molto diversi. Andiamo invece a vedere quelle che saranno le partite che si giocheranno nella giornata di domani. Si partirà con il derby di Verona tra Chievo e Verona alle 12:30, una sfida che praticamente dovrebbe essere semplicemente per lo spettacolo, visto che entrambe le squadre oramai sono praticamente salve e non hanno più nulla da dire, se non provare a vincere quella che è la stracittadina e quindi dare una soddisfazione ai propri tifosi. Alle ore 15 invece avremo Udinese-Sampdoria,
Palermo-Atalanta, Cesena-Sassuolo e Cesena-Sassuolo. Udinese e Sampdoria sono due squadre che si stanno affrontando con diverso spirito. Per l'Udinese la stagione è sostanzialmente finita, si cerca di capire fino a dove Di Natale, che dovrebbe essere arrivato al canto del Cinio, riuscirà a segnare nel campionato italiano prima di dare quello che è il probabile addio alla Serie A per andare a giocare all'estero ancora una stagione. Per quanto riguarda la Sampdoria, invece, nonostante i risultati negativi, la voglia di inseguire ancora l'Europa League è alta, e quindi i giocatori blucerchiati avranno qualche motivazione in più. Motivazione che avrà anche l'Atalanta nello scontro con il Palermo al Barbera in Sicilia, perché gli orobici sono impegnati, hanno 6 punti di vantaggio sul Cagliari, che comunque ha sulla carta una sfida più facile con la Juventus. È paradossale, ma è così, perché i bianconeri sostanzialmente non avranno nulla da dire nella sfida di oggi. Per quanto riguarda invece il Palermo, anche lui non ha molto da dire, e quindi l'Atalanta può cercare di mantenere il distacco di 6 punti che ha con il Cagliari, andando magari a sbancare il Barbera. Per quanto riguarda invece Cesena-Sassuolo, sarà una sfida tutta emiliana, emiliano-romagnola, perché sennò chi abita a Cesena mi manderà qualche messaggio. Una sfida emiliano-romagnola, un derby che sostanzialmente non ha nulla da dire ormai per il Cesena, che è praticamente retrocesso, è spacciato un po' come il Parma, che è retrocesso matematicamente settimana scorsa, mentre il Sassuolo gioca per lo spettacolo, in attesa di capire quale sarà il destino dei suoi due astri. Parliamo di Simone Zaza e di Berardi, due giocatori che dovrebbero tornare a Torino alla Juventus, ma non si è ancora capito se i bianconeri eserciteranno il diritto di riscatto, che dovrebbe portare una trentina di milioni nelle tasche dei giocatori, nelle tasche del presidente Squinzi e quindi del Sassuolo. Alle ore 18 invece è prevista una sfida tutta toscana tra Empoli-Fiorentina, un altro derby se vogliamo, così come Chievo-Verona e Cesena-Sassuolo. Un derby toscano con gli empolesi che hanno praticamente raggiunto la salvezza la settimana scorsa, guidati da un grandissimo Sarri, mentre la Fiorentina è reduce dalla batosta pesantissima a Siviglia, il 3-0 in Europa League, del quale parleremo più avanti con il nostro Daniele Amadasi, un 3-0 pesantissimo che sostanzialmente taglia fuori dall'Europa League di quest'anno la Fiorentina, che cerca di inseguire comunque la qualificazione per la prossima stagione, qualificazione che visti le rivali è ancora in dubbio, e soprattutto alla luce della condizione fisica, che non è apparsa certamente brillante da parte dei giocatori guidati da Montella. Sempre alle 18 Parma-Napoli, altra sfida posticipata alle ore 18 per via dell'impegno di giovedì scorso in Europa League da parte degli azzurri. Anche qui ci sono state molte polemiche, con De Laurentiis scatenato contro praticamente mezzo mondo. C'è da dire che bisogna capire un attimino qual è l'utilità di spostare di 3 ore una partita in virtù di un potenziale recupero. Sostanzialmente Empoli, Fiorentina e Parma-Napoli posticipano alle ore 18 perché hanno giocato giovedì e quindi hanno bisogno di riposare un po' di più. Parliamo di 3 ore, una scelta piuttosto singolare dal mio punto di vista. Il posticipo invece, quello interessante, delle 20:45 sarà quello tra Lazio ed Inter, con i laziali che cercano di inseguire e di raggiungere il Milan, praticamente in quello che è un incrocio con Milan-Roma e Lazio-Inter a distanza di 24 ore, che può decidere la stagione delle romane, ma anche la stagione dell'Inter, che si trova di fronte a un bivio molto, molto importante, perché i nerazzurri, multati di 20 milioni di euro dall'UEFA, e non solo, perché ci sono state tutta una serie di clausole che probabilmente mettono a serio rischio la competizione, il proseguimento dell'Inter in Europa. Potrebbe essere comunque a questo punto per l'Inter forse più utile saltare la sfida, saltare la qualificazione in Europa League per cercare di ricostruire la squadra con più calma, visto che i 20 milioni di multa, di quali 6 sono sicuri, gli altri 14 potrebbero arrivare in caso di successive violazioni di quello che è una serie di norme piuttosto capestro, che sostanzialmente costringeranno l'Inter a non rinforzarsi,
per restare in Europa sostanzialmente l'Inter in questo momento non ha quasi non ha convenienza. Ma sentiremo Daniele Madasi dopo cosa ne pensa, se è d'accordo con me. Il posticipo invece di lunedì 11 maggio alle 20:45 sarà quello tra Genoa e Torino, due squadre praticamente che hanno ecco, due squadre, Genoa e Torino, che hanno una situazione piuttosto particolare, perché il Genoa, ed è notizia di ieri, non ha ottenuto la licenza UEFA per la prossima stagione. Una stangata pesantissima, niente licenza UEFA perché è stato rimandato a settimana prossima, il Genoa ha la possibilità di presentare ricorso, ma se dovesse essere confermata, come successe l'anno scorso con il Parma, ricordiamo che il Parma l'anno scorso fu escluso dall'Europa League perché non presentò i documenti in regola, e poi sappiamo come è andata a finire. Anche per il Genoa c'è questo problema. Va detto che il Genoa non corre il rischio fallimento, perché comunque ha presentato una ricapitalizzazione, il presidente Preziosi ha presentato una ricapitalizzazione da 25 milioni che mette al sicuro la squadra. Sono in ritardo con la documentazione, ecco, un ritardo piuttosto fastidioso che però potrebbe voler dire molto, mentre e può aprire per contro di nuovo la speranza al Torino di raggiungere la qualificazione all'Europa la prossima stagione. Torino che è reduce dalla sconfitta di mercoledì scorso con l'Empoli, sconfitta che è maturata in maniera piuttosto grottesca, visto l'autogol che purtroppo ha realizzato il portiere del Torino Padelli, che ha centrato la sua porta da solo, quindi una situazione piuttosto paradossale. Ma diciamo che la sfida tra Torino e Empoli può valere ancora l'Europa, con tutta una serie di gialli che sostanzialmente cercano finiscono col dare un pochino più di sale a quella che è comunque una Serie A che sostanzialmente i verdetti sembra averli già quasi tutti sanciti, con Roma e Lazio strafavorite per qualificarsi in Champions League, Juventus campione d'Italia, lo sappiamo già, Parma, Cesena retrocesse, e con tutta probabilità anche il Cagliari, che insegue, grazie all'addio di Nesta, grazie all'addio a Zeman e all'arrivo di Festa, prosegue nella sua corsa. Andiamo quindi a leggere, prima di uno stacco musicale, la classifica della Serie A, che vede Juventus prima a 79 punti, Roma a quota 64, Lazio a quota 63, più staccata il Napoli a quota 59, Napoli che continua a inseguire il sogno di qualificarsi per la prossima Champions League, cosa che non farà la Fiorentina a quota 52, Sampdoria a quota 51, Genoa a quota 50, Inter a quota 49, Torino a quota 48. Ecco, queste squadre dal Napoli, dalla Fiorentina al Torino, praticamente Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Inter e Torino sono in lotta per l'Europa League, per un posto in Europa League, con il Torino di cui abbiamo già parlato. Seguono le squadre che sostanzialmente non hanno più nulla da dire in questo campionato. Parliamo di Palermo, di Milan purtroppo, Milan deludentissimo, di Udinese, di Empoli, di Chievo e di Verona, squadre che sono praticamente ormai tutte salve. Milan quota 43 punti come il Palermo, 2 punti in più di Udinese, Empoli e Chievo che sono a quota 41, e poi c'è il Verona a quota 40. Quindi segue il Sassuolo a quota 37, Sassuolo ancora teoricamente non salvo, ma manca veramente poco. Atalanta a quota 33, Cagliari a quota 34, scusate, un errore, Cagliari a quota 27, Cesena a quota 24, Parma a quota 16. Direi di dare un attimo la linea per uno stacco musicale. Dovrebbe essere previsto Big Gun degli AC/DC. Ci sentiamo tra poco.
E rieccoci di nuovo in studio, di nuovo saluti da Graziano Campi, dalla redazione di Calcio Parlando su Radio Padania Libera, per parlare ancora di calcio, per questa prima parte in cui andiamo un attimino a riepilogare quelli che sono, dopo aver parlato di Serie A, anche la classifica di Serie B e i risultati e le partite che si giocheranno oggi, perché l'unico risultato per ora a disposizione è la vittoria del Livorno in casa della Virtus Entella per 2-1. Nella giornata di oggi sono previste una serie di incontri: Lanciano Carpi alle ore 15, come Avellino Bologna, Bari Latina, Catania Brescia, Frosinone Cittadella, Modena Trapani, Perugia Pescara, Pro Vercelli Ternana e alle 18 Varese Crotone. Alle 18 e Vicenza Spezia, ho avuto un lapsus. Per quanto riguarda Varese Crotone, invece, la sfida è prevista per il 10 di maggio, cioè domani, alle ore 18. Andiamo invece a vedere quella che è la classifica di Serie B, che vede il Carpi solo al comando, è già qualificato, è già promosso per la prossima stagione in Serie A con 78 punti, il Frosinone a quota 67, Vicenza a quota 63, Bologna insieme al Bologna, che inseguono il secondo posto e lottano per i playoff che potrebbero portare la prossima stagione una di queste squadre in Serie A, insieme a Spezia, Perugia e Livorno. Spezia a quota 60, Perugia a quota 59, Livorno a quota 58. Leggermente più indietro Avellino e Pescara a quota 57. Queste sono le squadre che sostanzialmente hanno ancora qualche chance di tornare in Serie A la prossima stagione che invece sembra aver detto tutto per quanto riguarda Bari a quota 51, Lanciano quota 49, Catania quota 48, Modena quota 46, Latina quota 46, Trapani quota 46, quindi ben 3 le squadre a quota 46 punti, quindi si fa più calda invece la zona per i play-out, anche se ricordiamo che la prossima stagione potrebbero esserci nuovi sviluppi, perché non si è ancora capito quante squadre riusciranno a iscriversi al prossimo campionato per diversi motivi. Comunque diciamo che nella parte bassa della classifica la parte bassa della classifica recita Pro Vercelli a quota 45 punti insieme alla Ternana, Crotone quota 44, Virtus Entella quota 43, Cittadella quota 40 e ahimè le due lombarde, Brescia e Varese, fanaline di code praticamente sulla carta destinate alla retrocessione. Brescia a 36 punti, mentre il Varese ne ha soltanto 32, per quella che è stata comunque una stagione disastrosa e che potrebbe portare addirittura al fallimento in futuro della società varesina, alla quale facciamo i nostri auguri. Per quanto riguarda invece le notizie di questi giorni, c'è stata ieri un fulmine a ciel sereno, non troppo a ciel sereno perché comunque notizie di temporali c'erano, ma tutti si pensava si trattasse semplicemente di un acquazzone, invece è stata una tempesta piuttosto forte. La notizia di ieri relativa all'FC Internazionale Milano, che è stata multata per quanto riguarda le violazioni del fair play finanziario. Ricordiamo che questi regolamenti sono in vigore per garantire che le società di calcio abbiano una gestione sana e quindi una gestione equilibrata in linea con quelli che sono dei parametri che sono stati settati nel corso degli anni dalla UEFA, con anche alcuni grandi dirigenti italiani che hanno partecipato. Quale è nel dettaglio la sanzione che è stata comminata all'Inter? Allora, 20 milioni di multa che verranno detratti dagli incassi relativi alle competizioni europee. Di questi 6 milioni sono fissi, 14 milioni sono legati eventualmente alla violazione di alcuni accordi che sono stati stipulati in questi mesi. Questi 14 milioni, quindi, se l'Inter non dovesse riuscire a rispettare certe situazioni. Quali sono queste situazioni? Servirà una riduzione del costo del personale, quindi la diminuzione deve essere legata alla percentuale del costo del personale sul fatturato. Quindi se il fatturato dell'Inter diminuisce, devono diminuire anche i costi del personale. Break even entro il 2018-2019 e limite ai calciatori della rosa 21. Per il momento vi saluto, ne parleremo più avanti con Daniela Madasi. Diamo la linea un attimo alla pubblicità. Nei
Supermercati PAM e Ipermercati Panorama fino al 2 giugno. Grande concorso Sbanca la Cassa. Se hai la carta gratuita per te, ogni 20 euro spesi regaliamo un gratta e vinci. Sbanca la Cassa PAM Panorama, 170.000 premi. Regolamento in punto vendita. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arcaplanet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo. Fino al 17 maggio Arcaplanet sostiene i trovatelli di EMPA. Una donazione per ogni spesa sopra i 30 euro. Arcaplanet, i supermercati per animali. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, (4422). E rieccoci in studio per la puntata numero 675 di Calcio Parlando. Dovrebbe essere con me in collegamento Daniele Madasi. Sì, ne abbiamo fatte tante di puntate, però è la quinta stagione, quindi la puntata è il numero 479. Lo so, ma fa niente, noi dobbiamo fatturare. Butta dentro. No, 850. No, vabbè, ma in radio lo sanno che stiamo facendo, penso da 5 stagioni, un lavoro molto importante, soprattutto quest'anno anche tu, Graziano, hai potuto constatare il fatto che mandando alle varie società di Serie A oppure anche per le gare internazionali l'accredito come Radio Padania riusciamo ad avere il posto in tutte le tribune stampe degli stadi. Penso che questo comunque sia anche un simbolo del lavoro che è stato fatto, considerando che 5 anni fa, quando partivano i nostri primi fax, non venivamo neanche calcolati, mentre adesso abbiamo le porte aperte di tutti gli stadi, per cui devo dire che questo forse è anche il termometro del buon lavoro che è stato fatto in 5 anni da questa redazione sportiva, che pian pianino è cresciuta nel tempo. Cresciamo e continuiamo a crescere, lavoriamo insieme per migliorare, anche e soprattutto per i nostri ascoltatori, perché sono loro il nostro punto di riferimento. Daniele, seconda parte in cui segnaliamo, bravissimo Graziano, segnaliamo che logicamente noi abbiamo il nostro format, se a livello sportivo, come tante altre volte sono state fatte anche delle puntate speciali extracalcistiche, comunque sono gradite a tutti i nostri radioascoltatori, possono logicamente contattarci come redazione sportiva, cercheremo di accontentarli nel limite del possibile. Allora Daniele, io ti voglio interrogare oggi come si faceva una volta a scuola, ti facciamo una bella interrogazione, perché ci sono tanti argomenti
di cui parlare. Stavo raccontando prima della pubblicità dell'Inter, della multa che ha preso in Europa League dalla UEFA per la violazione del fair play finanziario, e partiamo da qui, poi parleremo anche della Roma perché c'è una notizia abbastanza singolare. Cosa ne pensi della multa dell'Inter che ha preso? Una multa molto pesante che a un certo punto mi ha fatto pensare: ma all'Inter conviene andare in Europa League la prossima stagione e pagare questa multa, o è meglio fermarsi un attimo in modo da non dover rispettare certi parametri ma riuscire a costruire una squadra competitiva? Partiamo da lontano, da ottobre, quando avevamo anticipato su queste frequenze che Inter e Roma sarebbero incappate, diciamo così, nella punizione dell'UEFA. Sinceramente non pensavo si potesse arrivare a 20 milioni di euro, perché in casa Inter si parlava di 6 milioni di riduzione della rosa sui giocatori, ma soprattutto anche c'è un discorso di mercato. L'Inter non può aumentare il proprio monte ingaggi e di fatto non può andare a acquistare un valore economico dei giocatori superiore a quello del venduto. Quindi l'Inter ha anche un problema grosso di mercato. Il problema è che però la squalifica non è annuale, cioè la squalifica scatta alla prima partecipazione, quindi se non va quest'anno in Europa League ma ci va l'anno prossimo, comunque va a subire la penalizzazione a livello di rosa l'anno prossimo, per cui la situazione migliore è pagare subito questa ammenda, considerando che in casa nero-azzurra sapevano di incapparci. Lo stesso discorso vale per la Roma, poi la Roma ha altre problematiche pesantissime come le milionate di euro che deve a Cagliari, soprattutto c'è un caso in Nainggolan abbastanza particolare, da tutte le parti, soprattutto diciamo così da altre latitudini, che vantato dell'ottimo lavoro di Sabatini, non ci avevamo permessi. Uno che compra i turbi a 30 milioni di euro non ci sembra proprio questo genio incredibile, e purtroppo diciamo così dobbiamo ripetersi, perché la Roma ha comprato Nainggolan nella metà 10 milioni di euro, adesso Cagliari per la seconda metà ne vuole 18, la Roma non li vuole dare, per cui di fatto non riesce neanche a portarsi a casa probabilmente il giocatore più forte che potrebbe esserci nella propria rosa. Ecco, scusa. E questo per dire che comunque le colpe a volte sono proprio all'interno delle varie società, per cui non bisogna stupirsi se poi arrivano delle multe da parte dell'UEFA. Ecco, no, il discorso che facevo io, tornando un attimo all'Inter, poi ti chiederò sulla Roma. Tornando all'Inter, il concetto è: in questo momento l'Inter non ha una squadra sufficientemente forte. Se deve affrontare una multa del genere con una squadra scarsa come quella di quest'anno, le possibilità di rinforzarsi sono ridotte al lumicino. Quindi è vero che se dovesse partecipare più avanti pagherà comunque la multa, però un conto è affrontare una sanzione con una squadra forte, un conto è affrontarla con una squadra scarsa. Quindi per questo io facevo il ragionamento: forse a questo punto conviene stare fuori un anno dall'Europa ma rinforzarsi per andare finalmente a essere competitivi, perché qui si rischia veramente di restare sempre schiacciati da quella che è la pressione dell'Europa, ed è una storia che un po' mi ricorda qualcos'altro relativo al nostro paese. Comunque fa niente. Cambiando un attimino discorso, parliamo a parlare di Roma. Graziano, scusa. Sì. Rimaniamo un attimo su questo discorso, per dire che l'Inter a gennaio ha fatto il classico rischio di presa, è andato a comprare dei giocatori sapendo di pagarli nel corso dell'anno e sapendo di rischiare, cioè doveva cercare di arrivare in Champions League, perché Brozovic lo andrà a pagare in più anni, Shaqiri deve riscattarlo completamente. A gennaio hanno detto: se l'Inter non arriva in Champions League deve vendere Icardi e Andanovic. Certo. Andanovic aveva già l'accordo con la Roma, adesso la Roma non so se potrà comprarlo. Icardi speravano di fargli firmare il prolungamento contrattuale per poter poi alzare il prezzo a livello di vendita. Icardi adesso non sta firmando il contratto. Quindi l'Inter, diciamo così, sapeva comunque che se non arrivava in Champions League poi rischiava in maniera pesante. Ecco, sì, è vero, sicuramente lo sapeva. C'è da dire che l'ex amministratore delegato Paolillo 2 giorni fa a Gazzetta.it diceva addirittura che si aspettava una sanzione blanda, come dire non succede niente. Purtroppo invece è successo qualcosa che non è successo in maniera così forte alla Roma, perché la Roma ha ricevuto una sanzione molto più piccola, molto più limitata. Infatti oggi il CEO, Chief Executive Officer, diciamo in inglese sarebbe praticamente l'amministratore delegato, Italo Zanzi, dice: niente panico per la decisione UEFA, ci sarà più equilibrio sul mercato. Mercato di cui tu hai già accennato, c'è il problema relativo a Nainggolan,
si sta cercando di trovare una soluzione con il Cagliari per cercare di venderlo insieme, quindi la Roma non dovrebbe avere l'anno prossimo Nainggolan in rosa, si cercherà di venderlo e questo vuol dire che già la Roma perderà un pezzo importante. Difficilmente verrà ceduto in Italia perché si è parlato tanto di Juventus, ma io non credo che la Roma possa vendere alla Juventus Nainggolan, non so tu cosa ne pensi. No, Nainggolan la Roma a questo punto deve venderlo, soprattutto perché poi al Cagliari deve pagare Astori e Barbo, e di sicuro non penso che poi vada a riscattare dal CSKA a Mosca Dumbia, verrà venduto all'estero cercando di portare a casa quei 20 milioni di euro da dividere in due, e così la Roma quantomeno poi riuscirà a pagare parte di Astori e Barbo. Poi per quello che riguarda il discorso del fair play finanziario, segnaliamo che comunque è collegato al discorso delle coppe europee. È arrivato il veto della Federcalcio di licenza UEFA, il Genoa non potrà partecipare alle prossime coppe europee, qui ci sarà anche un posto libero, anche se questa decisione riguarda soltanto il primo grado e ci sono altri 2 gradi di giudizio, e anticipiamo la notizia che il Milan è già fuori dai parametri UEFA. Qualcuno dirà, ma il Milan l'anno prossimo non andrà in Coppa UEFA, è vero, non andrà a fare l'Europa League, però il Milan alla prima volta che tornerà in Coppa rischierà in maniera pesante perché è già fuori dai parametri. Ecco, per quanto riguarda la Roma, tu stai anticipando tutti gli argomenti, ma hai stravolto la scaletta. Tornando alla Roma, invece, la notizia di ieri è che Rossella Sensi ha litigato con Pallotta. Ti leggo, è andata su un social network e ha scritto: hanno scritto talmente tante menzogne che mia mamma sta piangendo. Con Rinomani non si deve mai mettere in dubbio la propria parola. Pensiamo al futuro e non infanghiamo in modo falso il passato. Rossella Sensi è la figlia dell'ex presidente della Roma, che è scomparso qualche anno fa, ed è stata lei stessa presidente della Roma prima di cedere alla società Pallotta. Continua: papà, se sentiva cose del genere si sarebbe arrabbiato o altro. La Roma è una cosa sacra e per lui devo fare qualcosa. Ti voglio bene, papà. Quindi sostanzialmente c'è anche questa reazione, ma io ti chiedo, la Roma di allora, che sostanzialmente aveva lasciato una situazione debitoria abbastanza pesante, è ancora responsabile degli errori che sono stati fatti in questi anni? Perché comunque oramai Pallotta e gli americani sono alla Roma da un po' di tempo, quindi hanno avuto tutto il tempo necessario per riordinare la cosa, per sistemare. Adesso andare a ripescare i sensi che non ci sono più da qualche anno mi sembra un po' esagerato. Non so tu cosa ne pensi? La famiglia Sensi comunque aveva condotto, direi, in maniera discreta a livello economico la Roma, se non che aveva portato però a un grosso buco economico che era stato coperto da Unicredit, perché ricordiamo che la Roma è stata salvata da questo istituto bancario anche quando non aveva i parametri per giocare la massima serie. I Pallotta sono arrivati, hanno comprato la società, però stanno raccontando la bufala dello stadio, cioè a Roma basta andare a vedere tutti i consigli comunali che sono stati fatti, non esiste uno straccio di progetto neanche embrionale dello stadio, hanno fatto soltanto qualche disegno, il Comune di Roma non sta passando alla pratica, finché la pratica non passa e non arriva in Regione Lazio non potrà partire l'idea del progetto, non esiste un progetto, non esiste niente, però continuano a raccontare la favola che ci sarà allo stadio, probabilmente come raccontano la favola che potrà essere il Gran Premio di Roma, e speriamo che sia anche la favola che a Roma vadano alle Olimpiadi, perché ci manca che a livello di Stato andiamo a subire anche altre, diciamo così, grossi furti a livello economico, per cui purtroppo a Roma, diciamo così, sono abituati a raccontare tante bugie, in molti ci stanno credendo e devo dire che non è bello nei confronti dei tifosi giallorossi. Poi però abbastanza particolare, però simpatico, che anche dalle nostre frequenze riusciamo a raccontare, direi in maniera abbastanza dettagliata, una situazione societaria come quella della Roma Calcio. Ecco, hai parlato di Genoa prima, ne avevo parlato anch'io, per quanto riguarda il non ottenimento della licenza UEFA, licenza che invece ha ottenuto la Sampdoria. Tutti i giornali dicono che non ci sono grossi problemi per il Genoa, perché la ricapitalizzazione da 25 milioni di euro che ha annunciato ieri Preziosi dovrebbe essere praticamente in arrivo. Il Genoa non si sa se parteciperà, però non c'è solo quello, ci sono anche altre notizie, perché ci sono società di Serie A che sostanzialmente non hanno lo stadio a norma e quindi hanno dovuto ricorrere ad altri stadi per ottenere l'abilitazione. Tutta una serie di magheggi
che non vengono molto pubblicizzati, però sarebbe anche il caso di cominciare a farla finita e di cominciare a dire di no a certe società. Tu parlavi degli stadi, anche San Siro non è più uno stadio oramai ad alti livelli, ma dovrà essere risistemato per quello che riguarda la finale di Champions League della prossima stagione, mentre non si sa ancora se verrà alla fine, si riuscirà a fare il nuovo stadio del Milan. Ci sono tutta una serie di punti di domanda a partire da chi sarà il proprietario del Milan. In questo momento affidare forse la costruzione di uno stadio, concedere la costruzione di uno stadio al Milan quando non si sa neanche chi sarà il proprietario tra un anno, mi sembra un attimino prematuro. Non so tu cosa ne pensi, e non so se pensi che ci voglia un sistema organico che permetta sia ai privati di lavorare, ma soprattutto che non vada a costare sulle casse dei cittadini, che non devono pagare loro lo stadio. Cerchiamo di andare in ordine alla tua domanda. Se ricordo bene, per giocare in Serie A bisogna avere uno stadio minimo di 18-20.000 posti. Quest'anno nel Cagliari e nell'Udinese ce l'hanno e hanno una sorta di deroga. L'anno prossimo c'è il Carpi, che alla faccia di Lotito è venuto in Serie A e ha uno stadio come il Cabassi di 4.500 posti. Quindi Carpi di sicuro l'anno prossimo non potrà giocare in casa, non so se andrà a giocare a Parma al Tardini oppure andrà a giocare al Baraglia di Modena. Il Sassuolo già da qualche anno si è trasferito a Reggio Emilia. Questo per dire che due formazioni della provincia di Modena rischiano di fare la massima serie in stadi logicamente magari extraprovinciali, perché il Sassuolo gioca in provincia, gioca a Reggio Emilia e magari il Carpi andrà a giocare a Parma. Lo stadio del Milan in questo momento direi che è soltanto un'idea, soprattutto perché è molto più forte il comitato di quartiere no stadio piuttosto che l'idea delle comuni di vendere al Milan un'area, perché ricordiamo che San Siro è comunale e il comune di Milano in questo momento non ha interesse a far sì che sul proprio territorio venga costruito un altro stadio. San Siro dovrà subire una sorta di, diciamo così, rifacimento di anche in parte essere modernizzato. Se viene confermato nel corso dell'estate vengono tolte le panchine e le panchine vengono messe in tribuna, per intenderci stile Juventus Stadium. Al terzo anello si pensava di trasformare parte del rettilineo in negozi. Questo vuol dire che anche la capienza dello stadio dovrebbe essere diminuita, considerando che San Siro quest'anno ha avuto il pienone soltanto in 4 occasioni: Inter Milan, Juventus Milan, considerando, e poi delle gare praticamente oltre 2 derby, quelle con la Juventus, per cui 4 gare sono 20 squadre, 19 per 2, 38 gare disputate a San Siro, soltanto sold out. No, scusa, ti correggo. Sì, no, giusto, contando sia Milan che Inter, contavi sia Milan che Inter, quindi è giusto. Ho fatto il conto 19 di Milan, 19 di Inter, 38 certo. Meno 4. Certo. Perfetto, la matematica siamo riusciti ancora sì. E quindi dico, il problema è proprio questo, il problema stadi, e logicamente però fa scoppa dire, ecco, con tutto il problema che c'è a livello italiano, soprattutto che gli stadi privati, chiamiamoli così, perché anche direi in maniera erronea, perché gli stadi sono dati in concessione per 99 anni, avranno soltanto l'anno prossimo la Juventus, l'Udinese e il Sassuolo, e le differenze sono abbastanza pesanti. Ecco, ma al di là della simpatia che si può avere per il Carpi e per queste società, ma è giusto che si presentino senza uno stadio in Serie A? Cioè, il fatto di scavalcare un po' quelli che sono i regolamenti e di concedere delle deroghe è una prassi corretta? Ah sì, che il Carpi non abbia lo stadio per giocare a Carpi è giusto, se guadagna la Serie A è giusto che faccia la Serie A. Mi dispiace per i tifosi del Carpi, perché non ho proprio la guida Michelin sotto casa, sotto mano, però da Carpi andare allo stadio di Parma oppure andare al Braglia mi sembra che almeno un'ora di macchina devi farlo, quindi va a pagare, diciamo così, il vero tifoso del Carpi, che ha sofferto a vedere le gare di Lega Pro e poi ha visto il sogno della Serie B e magari dovrà fare dei sacrifici enormi per andare a vedere la propria formazione a massima serie, considerando che il bacino d'utenza purtroppo è quello. Ma abbiamo vissuto anche col Chievo Verona. Il Chievo Verona ha un bacino di tifosi che soprattutto viene dal Mantovano, non poteva giocare logicamente nello stadio dell'Oratorio, gioca nello stadio del Bentegodi, però la formazione principale di Verona è l'Hellas, e soprattutto anche a livello di pubblico c'è una grossa differenza, però
è giusto che le formazioni di provincia che riescono a badare molto meglio al bilancio, soprattutto fanno un discorso diverso come il settore giovanile, e a tal proposito quest'anno devo fare tantissimi complimenti all'Empoli, è giusto che giochino una massima serie, anche se magari ci sono altre città grosse come Catania e Salerno che l'anno prossimo disputeranno soltanto magari la Serie B. Ecco, invece, cambiando argomento, ti leggo le parole di De Laurentiis. So che tu le conosci bene, ma probabilmente i nostri ascoltatori è meglio che gli diamo una rinfrescata. Un arbitro così non è degno di dirigere una roviniamo il pomeriggio. Esatto. Un arbitro così non è degno di dirigere una semifinale di Europa League. Ditelo a tutti, ditelo forte. Vi faccio una domanda. Era fuori gioco? Sì, allora, lui sta parlando della partita tra Napoli e Dnipro, dove il Dnipro ha segnato in fuorigioco, lo ricordiamo. Allora loro lo vogliono dare importanza a un torneo che non vale niente. Noi lo percorriamo perché è una possibilità di andare in Champions. Platini ha fatto una figuraccia. Che penserà Platini nel buio della sua cameretta a Nyon? Penso che Platini abbia anche una casa abbastanza grande. Forse ha fatto il suo tempo, forse è meglio che se ne vada. Se uno deve organizzare la massima competizione senza poter garantire un arbitraggio, non va bene. Quindi gli arbitraggi devono essere garantiti. Incazzato nero, ai miei ragazzi non posso criticare nulla, hanno dato il massimo, ma se il Dnipro ha l'arbitro dalla propria, forse questo vuol dire che il Napoli dà fastidio, che l'Europa League la deve vincere la Spagna con il Siviglia, quindi tiriamo dentro la Spagna. Ditecelo che noi ci facciamo da parte, non ci va di essere presi in giro. Ieri ho visto Rizzoli in Champions League, chi è Moen, lo conoscete, è importante, è collaudato. Gli fa da sponda Diego Armando Maradona, che dice a Platini che deve rispettare il Napoli. In campo le giustizie in Europa League. De Laurentiis ha ragione, deve andarsene Platini. Raffiora la rivalità tra i due ex fuori classe, questo è sul Corriere dello Sport. Quindi sostanzialmente la colpa è di Platini, però gli arbitri li designa, diciamo che il capo degli arbitri europei è una nostra vecchia conoscenza ed è un italiano, se non ricordo male. Giusto, Daniele? Che si chiama Pierluigi Collina, che con la Juventus penso che non c'entri nulla, anzi era un arbitro anti-juventino, come viene definito da tutti i vari forum. E che cosa devo dire? Della parola di un calciatore fortissimo che però nella sua vita ha tirato tanto di coca e di droga, preferisco non rispondere. Per quello che riguarda De Laurentiis, è partito da un presupposto giusto. Napoli ha subito un gol irregolare ed è giusto dire che il gol del Dnipro non c'era, però dopo direi che ha esagerato in maniera pesantissima e soprattutto ha creato un grosso problema a tutto il mondo del calcio italiano, perché Napoli in Europa quest'anno si è fatto conoscere soprattutto per le varie problematiche derivate dai propri tifosi, per quello che hanno fatto sia in trasferta che in casa. Infatti adesso ci sono, mi sembra, in corso 3 indagini da parte dell'UEFA per quello che ha fatto a Napoli, soprattutto per l'utilizzo irregolare di laser, per pullman distrutti nei confronti di altre squadre che erano venute a giocare a San Paolo. E Napoli ha fatto una partita in cui ha sbagliato tantissimo. Le colpe sono dei propri giocatori, che fino a qualche minuto dalla fine erano in vantaggio soltanto per 1-0, meritava probabilmente che il 3-4-0, ma hanno sbagliato tantissimo sotto porta. Le colpe della stagione del Napoli sono Benitez, che continua a giocare con 2 mediani, quando di fatto, se si è visto che inizia a fare fatica, probabilmente in Europa riesce ad avere qualcosa in più. Poi c'è da dire che questo arbitro l'ha fatta grossa, non solo lui ma anche l'assistente di Vigno, oppure anche quelli che guardavano il discorso di porta, i fuorigioco netto, però a volte capita che per un errore. Certo che se Napoli si fosse trovato sul 4-0, anche dare una rete al Dnipro sul 4-1 non cambiava nulla. Essendo l'1-0 questo errore può avere una valenza pesante, però mi sembra che anni fa la Fiorentina contro il Bayern Monaco subì dei torti superiori a quelli del Napoli, si lamentò però in maniera normale. Attaccare Platini mi sembra assurdo, perché comunque disegnatore arbitrale per Luigi Collina. E per chiudere questo discorso, mi sembra che questo arbitro, che è stato comunque tacciato di essere probabilmente quasi stile Moreno dei mondiali di Corea, ha arbitrato in maniera ottimale un quarto di finale di Champions League, per cui non è proprio un arbitro sconosciuto. E poi se De Laurentiis si lamenta degli arbitri esteri, allora in campionato italiano stia zitto, non si lamenti quando fa dei gol in fuorigioco con il Napoli di 10 centimetri, oppure magari se il Napoli subisce un gol in fuorigioco di 10 centimetri. Ecco, infatti ricordiamo che l'arbitro è il norvegese Moen, ha comunque arbitrato quest'anno già
Paris Saint-Germain-Barcellona, quindi una partita non di secondo livello. Quarti di finale di Champions. Ed è arbitro internazionale dal 2008, è stato ai mondiali come quarto uomo, quindi non è proprio l'ultimo arrivato. Certo, c'è stato un errore abbastanza grave, ma da qui a scatenare tutta questa polemica mi sembra un attimino esagerata. Andiamo invece a parlare un attimino, abbiamo ancora qualche minuto per parlare di calciomercato. La prima notizia riguarda Felipe Anderson, il gioiellino della Lazio, che è cercato dal Bayern Monaco. Dopo aver venduto Hernanes la scorsa stagione, Lotito si prepara ancora una volta a fare il colpaccio. Ti chiedo, riuscirà mai Lotito a costruire una squadra che veramente può competere? Quest'anno ha avuto la fortuna che praticamente sono crollate tutte le big, Roma, Milan, Inter comprese, e quindi ha avuto un po' di popolarità per quella che è l'inseguimento allo scudetto. Ma se dovesse partire Felipe Anderson, diciamo che sarebbe un nuovo restart piuttosto pesante. A meno che Lotito finalmente non vada a investire il ricavato, perché se ero Felipe Anderson, Lotito è riuscito a fargli rinnovare il contratto fino al 2018-2019. Per cui da questo punto di vista c'è un'arma in più, contratto lungo, quindi può venderlo bene. Se Felipe Anderson gli arriva un'offerta a 30 milioni, è giusto che Lotito la venda, però deve andare a investire il ricavato nella squadra. Diciamo che l'antipatia che i tifosi della Lazio hanno nei confronti di Lotito è questa, cioè gli hanno detto: hai pensato soltanto, tra virgolette, a ripianare comunque i debiti e non hai mai investito in questa squadra. Oltre a Klose, quest'anno comunque è arrivato Djordjevic, che è un ottimo attaccante, che se poi si è infortunato in maniera grave, ha perso quasi mezza stagione. Felipe Anderson sta facendo molto bene, altri giocatori comunque stanno rendendo tantissimo, come Mauri dopo la squalifica per le vicende di calcio scommesse, soprattutto Candreva. È una squadra che comunque quest'anno ha fatto bene, va detto che non faceva le coppe europee, per cui ha avuto anche quel vantaggio. L'anno prossimo di sicuro Lazio farà le coppe europee, per cui non potrà rendere bene. Va detto che comunque Pioli è un ottimo allenatore, soltanto nell'ultimo anno col Bologna non aveva fatto bene, però è un allenatore che lavora molto bene, in silenzio, per cui dire che quantomeno Lazio quest'anno al terzo posto se l'è garantito. Poi vedremo se magari riuscirà anche a fare il colpo gobbo e arrivare secondo davanti alla Roma. Ecco, invece per quanto riguarda il mercato, do notizia, quanto riporta la Gazzetta dello Sport relativamente alla Juventus, notizia che a me non risulta assolutamente, adesso chiederò anche il tuo parere. Cavani avrebbe detto sì alla Juventus, 4 anni a 7,5 milioni di euro a stagione, fino quindi al 2019. Poi ci sono i soldi da dare anche al Paris Saint-Germain. Mi sembrano cifre che non sono assolutamente in linea con la Juventus, e che vanno inoltre ad aggiungersi a quello che dovrebbe essere l'acquisto di Dybala, che sempre secondo la Gazzetta sarebbe acquistato dalla Juventus per 30 milioni di euro. Mi sembra che stiano esagerando con le cifre. È una tua impressione? È una mia impressione o sei d'accordo? Ma allora, non penso che la Juventus vada a spendere questi soldi per Cavani, che di fatto oramai ha superato i 30 anni. No, ne ha 29. E poi comunque lo stipendio... Vabbè, fai 29 l'anno prossimo arriva, quindi ok, e lì è vicino ai 30 anni. Certo. E soprattutto comunque 7,5 milioni è una cifra che è fuori dai parametri della Juventus, perché se Pogba dovesse firmare il rinnovo del contratto avrebbe uno stipendio a scalare e arriverebbe al massimo a 6 milioni di euro, per cui sarebbe il tetto massimo. Quindi diciamo la notizia di Cavani diciamo no, soprattutto perché l'ingaggio non può essere quello. Sui 30 milioni di euro per Dybala direi di sì, però vuol dire che allora il Real Madrid va a fare la recompra di Morata a 30 milioni, perché la Juventus non penso vada a dare quella cifra. La Juventus dovrà nell'arco dell'anno prossimo cercare con calma un sostituto di Buffon, che dovrebbe essere netto, un sostituto di Pirlo che oggi non c'è, e soprattutto un sostituto di Tevez che andrà a fare l'ultimo anno. Quindi vedremo cosa succederà, però fra Cavani e Dybala direi al massimo uno dei due. Cavani di sicuro andrebbe a guadagnare di meno, però la Juventus non tirerebbe fuori secondo me 30 milioni di euro né per Dybala né per Cavani, al massimo si fermerebbe a 20. Ecco, sì, diciamo che sono d'accordo con te. Invece è arrivata da poco la notizia ribattuta dai giornali con Mancini, che sostanzialmente dice che la multa della UEFA non cambierà il mercato dei nerazzurri. Sempre la Gazzetta tra i nomi fa quello di Yaya Touré, che ha più di 30 anni, quello di Thiago Motta, che ne ha più di 30 e che non so fino a che punto possa centrare, e eventualmente un Dybala potrebbe essere in linea.
Non mi sembrano comunque nomi che, a parte Dybala, che sostanzialmente comunque dall'Inter è molto molto lontano, non mi sembra che con Yaya Touré e Motta si riesca a fare il salto di qualità, ma secondo me si va ancora a infarcire di stipendi pesanti un bilancio che è già incasinato. Tu cosa ne pensi? Allora, Mancini ha detto che il mercato dell'Inter non subirà modifiche e lo confermo, anche perché il mercato dell'Inter secondo me sarà molto piatto a livello estivo, perché l'Inter il mercato l'ha fatto a gennaio. C'è già comunque un giocatore già comprato a gennaio che arriverà da Siviglia in casa nero-azzurra, poi Yaya Touré di sicuro dovrebbe arrivare a parametro zero e sarà soltanto da pagargli lo stipendio. Per il resto in casa Inter io prevedo una serie di uscite, secondo me Andanovic e Icardi verranno venduti e magari potrebbe partire anche un altro giocatore. Se mi chiedi chi, i nomi sono due, uno Hernanes e l'altro potrebbe essere Kovacic. Il problema di Hernanes è che l'Inter rischia di fare una minusvalenza pazzesca, perché l'ha trapagato nel mercato scorso di gennaio 18 milioni di euro e quindi o lo vende quella cifra oppure non riesce a venderlo. Kovacic certo vorrebbe dire indebolirsi, però l'Inter quest'anno c'ha questa mannaia, soprattutto un mercato in cui non può aumentare il tetto di stipendi e soprattutto il fatto deve prima vendere e poi comprare, per cui, e soprattutto ricordiamo che l'Inter ha tanti giocatori che deve iniziare a pagare a giugno. Perfetto. C'è Dodò della Roma a rate. Daniele, ti devo salutare che siamo arrivati alla fine. Stiamo sforando. Ti saluto. Ciao Daniele, ti ringrazio. A lunedì. A lunedì. Da Graziano Campi, da Calcio Parlando è tutto e ci vediamo e ci ascoltiamo lunedì prossimo. Avete ascoltato Calcio Parlando. Il 9 e 10 maggio, noi di Unieuro ci andiamo giù pesante. Con una spesa minima di 100 euro ti scontiamo l'IVA del 22% su tutti i prodotti disponibili in negozio. Dettagli ed esclusioni su unieuro.it.